bellissima, ma era venuta in Piazza dei Signori, se vi ricordate, per le elezioni europee, ci ha portato molta fortuna e quindi credo che anche Ellie sia un po' affezionata a Verona, vero Ellie? Assolutamente, noi siamo felicissimi di averla qua e abbiamo con noi anche Giovanni Manildo. Giovanni Manildo è candidato presidente della regione, mentre gli altri, dopo aver fatto il tentativo del quarto mandato per Zaia, dopo aver cercato di spostare le elezioni del 2026, sono ancora lì che litigano. Noi abbiamo invece il candidato presidente con una coalizione molto ampia e quindi ci giochiamo la nostra partita fino in fondo, credeteci, fino in fondo. Un ringraziamento particolare a Andrea Martella, senatore Andrea Martella, per cui per noi che è il segretario regionale del Partito Democratico, che ha condotto una difficile. È bellissimo partire in questa avventura partendo dalle piazze. Siamo partiti dalla Festa dell'Unità di Marcona a Venezia, siamo qui a Quinzano a Verona. È bellissimo sentire di nuovo l'empatia, l'energia che ci scambiamo parlando insieme di un'avventura bellissima che incominceremo insieme per conquistare la regione Veneto. Devo dire, ringrazio anch'io Andrea, Franco, Salvatore, tutte le persone che hanno lavorato 1 anno e mezzo con le primarie delle idee, riuscendo a costruire un linguaggio comune tra un sacco di partiti, persone, portatori di interesse, che ci permettono di affrontare questa avventura con entusiasmo, e l'entusiasmo di chi ha qualcosa da proporre di diverso e di forte. Abbiamo dei temi dove veramente vogliamo fare la differenza, dobbiamo passare, lo abbiamo detto all'inizio, da un Veneto di uno a un Veneto di tutti, un Veneto che vuole vestire l'alternanza dopo 30 anni di centrodestra e gli ultimi 15 anni di Zaia, con la partecipazione nella creazione del programma e la partecipazione verso i programmi che vogliamo dare, un Veneto che non lascia indietro nessuno, che dopo lo dirà bene Elie, con cui ci siamo confrontati, vede il diritto alla sanità pubblica come una cosa fondamentale, un prerequisito da cui partire, una lotta alle liste d'attesa, delle risposte importanti per questo che è un diritto primario. Dobbiamo pensare all'ambiente come qualcosa che non ci occupa solo per il futuro, ma che ci deve occupare già con delle condotte positive. Il lavoro, che lo dobbiamo porre al centro delle nostre politiche, il lavoro nelle due direzioni, il lavoro come dignità dei lavoratori, il lavoro come creazione di lavoro e di opportunità per le nostre imprese. La nostra coalizione così ampia ci dà l'opportunità di affrontare con diversi angoli di visuale questa complessità, e sono certo che potremmo, con l'entusiasmo di tutti, toglierci qualche soddisfazione, magari non sperata, non prevista, ma assolutamente alla nostra portata. Domani partiremo da Treviso, abbiamo scelto per partire dalla campagna, con questa campagna, il Parco degli Alberi Parlanti di Treviso. L'ambiente, gli alberi parlanti, un richiamo a Stefano Mancuso, a Fitopolis, la città che cresce. Ecco, incominciamo a mettere al centro delle nostre politiche cose concrete che parlano di futuro, e sicuramente ci toglieremo grandi soddisfazioni. Ringrazio Ellie, perché Ellie a Venezia l'abbiamo definita una di noi, si sente l'empatia, il contatto, l'energia che si sente condividendo le piazze, le platee con Ellie è veramente forte e travolgente. Penso che come innerva me, innerverà anche noi tutti, e potremo veramente fare una campagna per le regionali piena di cose concrete e di soddisfazione. Grazie a tutti e grazie a Ellie. Buonasera, ciao Verona, grazie, ciao. Siete tanti a questa meravigliosa festa dove già l'anno scorso sono venuta, qualcuno me lo diceva, avevi promesso di tornare, ogni promessa è debito, caro Gianni, quindi non potevo mancare per questo 60° compleanno, e vorrei che insieme facessimo il più caloroso applauso alle volontarie e volontari che tengono in piedi questa festa e tutte le altre feste d'Italia. Ringrazio i nostri amministratori, i nostri parlamentari, i nostri dirigenti. È veramente una gioia tornare qui da voi, è veramente una gioia essere qui insieme a Giovanni Manildo. Io sono così felice, caro Giovanni, di partire insieme per questo lungo percorso
Siamo partiti con largo anticipo perché abbiamo fatto un percorso partecipato. Ringrazio la guida sapiente e paziente del segretario regionale Andrea Martella, di tutto il Partito Democratico regionale, che è riuscito qui a costruire la più ampia coalizione progressista degli ultimi 15 anni in questa regione, e in questo ha molto aiutato la qualità umana, politica, amministrativa di Giovanni, che lo conosciamo, per essere già riuscito nella sua storia a battere le destre quando sembravano imbattibili, per essere già riuscito ad amministrare tenendo insieme armoniosamente una coalizione fatta anche di sensibilità diverse, uniti attorno a un programma concreto delle cose da fare. E il programma l'avete costruito insieme a 20.000 persone che hanno partecipato a questo percorso, quindi le premesse ci sono tutte, anche la premessa che fa vedere, mette a nudo la difficoltà di una destra che, nonostante abbia governato per 30 anni di fila, per 15 anni con Zaia, non si è minimamente preoccupata del dopo, di costruire il domani, di investire su una nuova classe dirigente, un'amministrazione che era ormai stanca perché ha già dato quello che doveva dare e non ascoltava più, o comunque non riusciva più a innovare. E il Veneto invece non si deve fermare, deve continuare ad innovare e anche a interrogarsi su quali sono le condizioni di vita dei suoi giovani. Giovanni ha proprio voluto partire da questo, dai giovani di questa terra, dalle opportunità per loro, dal loro diritto a restare, perché sì, tanti giovani che studiano nelle università di eccellenza di questo territorio, con i salari bassi che si trovano e con i contratti precari, fanno spesso la scelta di andare altrove, magari all'estero addirittura, per costruire un futuro migliore. E la prima priorità di Giovanni Manildo in questa partita è proprio costruire qui le opportunità di futuro insieme a loro, dare qui la speranza di potersi costruire un futuro migliore, una casa, una famiglia per chi la vuole fare, un lavoro dignitoso. Queste sono le priorità che mettiamo al centro di questa sfida. Pensiamo soprattutto ai giovani di questa terra, ma anche alle persone anziane che in molti casi vivono sole, e non bisogna lasciarle da sole, devono sapere di avere una comunità intorno che si prende cura del prossimo, che si prende cura dei propri vicini, che costruisce la solidarietà attraverso delle politiche attente ai bisogni delle persone. Quelli più concreti sono quelli che mettiamo al centro di questa campagna per il Veneto. Ma fatemi partire perché è necessario, da uno sguardo che va oltre i nostri confini, da uno sguardo che guarda al mondo, perché guardate, ancora oggi è sempre più necessario ribadire che noi abbiamo bisogno immediatamente di un cessate il fuoco a Gaza e in Cisgiordania, della fine dei crimini che il governo di estrema destra di Netanyahu continua a compiere. L'altro giorno hanno ammazzato 6 bambini che cercavano dell'acqua e l'hanno chiamato un errore tecnico. È una vergogna parlare di un errore tecnico quando vengono ammazzati 15.000 bambini palestinesi. Allora anche da qui chiediamo un cessate il fuoco immediato, chiediamo tutti gli aiuti umanitari indispensabili per la popolazione palestinese martoriata, contro cui è stata usata la fame come arma di guerra. Non sono soltanto parole nostre, sono parole delle Nazioni Unite. Cibo, acqua, medicine, energia, tutto è stato tolto ai palestinesi, perché è chiaro, e l'ha detto ieri un ministro di Netanyahu, ha chiarito che il loro obiettivo è eliminare l'intera popolazione di Gaza, cancellarla dalle carte, fare un crimine di questo tipo. E noi crediamo che l'Italia non debba in alcun modo essere complice di questi crimini, e per questo chiediamo al governo di riconoscere lo Stato di Palestina, come ha fatto la Francia di Macron, come ha fatto la Spagna di Sanchez. Chiediamo al governo italiano di interrompere gli accordi di collaborazione con il governo israeliano. Chiediamo anche naturalmente un embargo totale di armi con Israele. Noi siamo quelli convinti della soluzione due popoli, due stati, ma diciamoci la verità, a differenza del falso storico commesso anche oggi dal ministro degli esteri Tajani, che dice prima bisogna riconoscere Israele. No, Israele esiste già come Stato, è la Palestina che non esiste come Stato e che anzi è illegalmente occupata in violazione del diritto internazionale. E allora
allora il riconoscimento dello Stato di Palestina è un modo per dire che per costruire la pace, per costruire la pacifica convivenza tra questi due popoli è necessario che anche i palestinesi abbiano un proprio Stato dove vivere in pace e in sicurezza esattamente come gli israeliani. Questo è quello su cui vogliamo insistere, una pace giusta che serve anche agli ucraini, un popolo orrendamente invaso dalla Russia di Putin che dobbiamo continuare a sostenere, ma per cui chiedere uno sforzo diplomatico all'Unione Europea che si sieda accanto all'Ucraina in quel tavolo negoziale e raggiunga una pace giusta che non è, come vorrebbe Trump per i suoi interessi, una resa alle ragioni dell'aggressore, ma è una pace giusta se è alle condizioni che gli stessi ucraini, popolo ingiustamente invaso, stabiliranno a quel tavolo con il nostro sostegno. Non potevo che partire dalla pace, anche perché oggi non è un giorno qualsiasi. Oggi è il 25 di luglio e vorrei che mandassimo insieme il più caloroso applauso a quei tanti compagni e compagne che sono impegnati nelle pastasciuttate antifasciste in tutta Italia, i compagni dell'ANPI. Siamo orgogliosamente antifascisti, lo siamo a maggior ragione in un mondo che sembra non avere imparato nulla dagli errori e le tragedie del Novecento. Il nazionalismo porta una cosa soltanto nel mondo e anche in Europa, le guerre, ed è tornato a portare guerre. Per questo noi dobbiamo invece avere un'idea alternativa, che certo, oggi è in gioco il futuro del Veneto e ci arrivo, ma il Veneto è una regione aperta, è una regione che dell'essere centro di scambi, di culture e di commerci ha fatto la sua storia e quindi non può essere indifferente e non sarà indifferente a quello che accade nel resto d'Europa e nel resto del mondo. Oggi c'è una minaccia ulteriore che è quella di una guerra commerciale insensata che il presidente Trump sta muovendo verso gli altri paesi e compresa l'Unione Europea. Io credo e spero che si trovi un accordo per sventare una guerra commerciale che, come sanno molto bene le imprese di questo territorio, sarebbe deleteria per l'economia italiana, per l'economia europea e, insisto, anche per l'economia americana. Non ha senso quello che sta facendo, quei dazi minacciati al 30%, guardate, sarebbero dannosissimi, ma diciamoci la verità, nell'assenza di questo governo di Giorgia Meloni, che per non infastidire Trump ha sempre soltanto minimizzato. I danni dei dazi non dipendono soltanto dalla percentuale, non dipendono solo da quando Trump li ha firmati, era il 2 di aprile, hanno cominciato a fare danni alla nostra economia già molti mesi prima. Ve lo racconterà qualsiasi imprenditore che ha visto saltare una commessa o ha visto le sue merci bloccate nei porti, perché questa situazione crea anzitutto l'incertezza e l'incertezza è la peggiore nemica dello sviluppo. Per questo io ho trovato molto grave l'incapacità di Meloni e di questa destra di dire al loro alleato politico Trump: fermati, ti stai sbagliando, questa cosa è dannosa. E guardate che non è la prima volta che antepongono le loro amicizie politiche all'interesse nazionale, perché questo governo l'ha fatto anche qualche giorno fa, accettando nella sede del G7 di esentare le multinazionali americane dalla tassa minima globale al 15%, e l'ha fatto una volta ancora, devo dire, quando hanno accettato a testa bassa di aumentare la spesa militare al 5%, che rischia di essere la fine dello Stato sociale in questo paese. Non lo accetteremo. Serve una difesa comune europea che non è, come ha spiegato bene il governo spagnolo, non è la corsa al riarmo di 27 diversi eserciti scordinati tra di loro, ma è mettere insieme le competenze, la ricerca, fare gli acquisti congiunti e non certo quello che voleva Trump, cioè un aumento della spesa in ogni paese, che oggi vuol dire comprare più armi esattamente da lui. E io vorrei che ringraziassimo anche Pedro Sánchez per il coraggio che ha avuto, essendo l'unico che ha detto no, un coraggio a Trump, confermando gli impegni NATO ma assicurando di raggiungerli senza mettere a rischio la sanità, le pensioni, il diritto alla scuola. C'è un'altra alternativa in Europa, lo vediamo. E credo che qualche cosa di quello che succede in Europa ci racconta anche quello che c'è nel vostro programma qui per il Veneto. Prima grande priorità che stiamo portando avanti qui e in tutto il paese: la difesa della salute e della sanità pubblica in questo paese. La difesa di un modello universalistico
che non guarda il portafoglio per decidere come hai diritto di curarti. Guardate, è lì che stiamo andando. Io insisto, la spesa sanitaria sul PIL da quando c'è questo governo è scesa ai minimi storici degli ultimi 15 anni. I reparti si svuotano, medici e infermieri sottoposti a turni massacranti spesso lasciano per andare nel privato, 21.000 medici sono andati verso l'estero, così non ce la facciamo. La destra non ha bisogno per smantellare la sanità pubblica né di ammetterlo né di cambiare le leggi, basta fare quello che stanno facendo, togliere le risorse, perché quando i reparti si svuotano le liste d'attesa si allungano e se devi aspettare un anno o un anno e mezzo per fare una mammografia, una gastroscopia, è chiaro che succede questo: chi ha i soldi da solo va dal privato e salta l'attesa, chi però quei soldi da solo non ce li ha rinuncia a curarsi. 2023 succedeva a 4 milioni e mezzo di italiani, 2024 6 milioni di italiani. In un anno con questo governo le persone che hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria perché non se la potevano permettere sono aumentate di 1,5 milioni. Questa è la sanità che vuole Giorgia Meloni, questa è la sanità che vuole la destra che qui governa da 30 anni, una sanità a misura del portafoglio delle persone. Noi invece vogliamo la sanità che immaginava Tina Anselmi, una sanità che cura chi da solo non ce la fa. Cattolica Democratica e ex partigiana, a cui dobbiamo l'intuizione di una sanità che sia per tutti, che sia accessibile. Quando diciamo per tutti vuol dire che il tuo diritto a curarti non deve dipendere da quanto dista la tua casa da un ospedale di un grande centro urbano. Il Veneto è fatto anche di piccoli comuni, a volte piccolissimi, lo sa bene l'ex sindaco di Treviso, è fatto di aree interne, è fatto di aree montane. Pensate a quelli che abbiamo incontrato dopo il disastro della tempesta Vaia, che mi hanno raccontato che quel disastro è anche dovuto alla fatica dell'abbandono e dello spopolamento di quelle terre, e governa Roma una destra che scrive sui documenti ufficiali che lo spopolamento è un fenomeno inarrestabile, ineluttabile, ma è una bugia. Sono loro che non sono interessati a contrastare quel fenomeno, perché se lo vuoi contrastare devi avere il coraggio di portare i servizi nelle aree interne, non di tagliarli come fa Giorgia Meloni, portare la sanità, la scuola, gli asili nido, i servizi per le imprese, i trasporti, la connessione. Questo bisogna fare, e bisogna avere il coraggio di dire che bisogna pagare meglio gli insegnanti e i medici che lavorano in quelle aree, altrimenti ci credo che non ci vorranno andare, perché è più scomoda la vita. E se vengono meno i servizi, le persone si sentiranno trascinate sempre più a valle oppure verso le grandi città, e invece noi abbiamo bisogno di far vivere quei territori. Per questo abbiamo presentato in questi giorni una legge a mia prima firma che guarda proprio a come sostenere chi vive, chi lavora e chi avvia un'impresa nelle aree interne e montane di questo paese. Salute quindi, che vuol dire cura delle persone anziane e non autosufficienti, vuol dire cura delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e vuol dire più risorse per la salute mentale, che non deve essere un tabù in questo paese. Sono i ragazzi nelle scuole e nelle università che ce lo chiedono, anche da Verona, ci chiedono più attenzione e supporto psicologico, perché è vero, la pandemia ci ha lasciato uno strascico pesante. Oggi non abbiamo più le mascherine, ma non illudiamoci che non sia rimasto un segno in moltissime famiglie, in moltissime persone che hanno sofferto molto da questo punto di vista. Non le dobbiamo lasciare da sole, e accanto alla difesa della salute pubblica, la difesa della scuola pubblica, il primo luogo di emancipazione sociale delle persone. Lì dobbiamo stare, pagare meglio gli insegnanti, ascoltare la voce degli studenti anche quando critica, invece che volerla reprimere a tutti i costi. E guardate, c'è un'altra grande questione per noi che è quasi un'ossessione, quella di moltiplicare i posti degli asili nido in tutto il territorio regionale e in tutto il territorio nazionale, perché dove ci sono i nidi i percorsi educativi dei bambini sono più solidi, e perché soprattutto dove mancano gli asili nido il carico di cura rimane tutto sulle spalle delle famiglie, e dentro quelle famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne, e non è soltanto ingiusto ma è anche antieconomico. Sosteniamo per davvero le famiglie,
fuori dalla retorica di questa destra che ci ha stufato, ma poi è la stessa che taglia i fondi per i nidi, che taglia le scuole per l'infanzia, che fa il dimensionamento scolastico, che taglia il welfare ai comuni. Chiedete ai nostri amministratori, sono eroici ogni giorno a battersi senza avere abbastanza risorse, con un governo nazionale di destra che scarica su di loro responsabilità che sarebbero del governo e al contempo non gli dà le risorse che servono per assicurare i nidi, i servizi, i trasporti. Allora questa è la realtà che abbiamo di fronte. Abbiamo bisogno di più risorse sul sociale, abbiamo bisogno di più risorse per i nidi, abbiamo bisogno, come fanno alcune regioni dove già governiamo, caro Giovanni, e tu lo sai perché ne parliamo spesso, usano i fondi europei per rendere gratuito l'accesso al nido alle famiglie che stanno facendo fatica a pagare quella retta, e al contempo usano i fondi europei per rendere gratuiti gli asili proprio in montagna, dove è più difficile, dove le famiglie, se non ce l'hanno quel servizio, magari decidono di scendere verso le città. Allora, politiche concrete che si fanno carico delle preoccupazioni ma anche delle speranze e dei desideri dei veneti di oggi e dei veneti di domani. A me ha fatto molto piacere che Giovanni Manildo iniziasse rivolgendosi ai giovani di questo territorio, a quel diritto a restare che dobbiamo far sorgere per loro, un diritto a restare, sì, perché appunto se hai salari troppo bassi e contratti troppo precari, molto spesso fai la scelta di andare altrove, e come biasimarli. Guardate, io non posso dimenticare alcune testimonianze che abbiamo raccolto in questi mesi di lavoro. Una ragazza si è laureata a 24 anni in design engineering, si fa fatica anche a dirlo, pensate a laurearsi. Si è laureata e per cercare lavoro ha dovuto mandare via 227 curricula, 227, e mi ha detto, sa cosa? La cosa peggiore è che non ti risponde quasi nessuno, ma quelli che ti rispondono ti offrono uno stage gratuito. Gli stage extracurricolari gratuiti andrebbero aboliti, perché vi do una notizia, non ci paghi l'affitto con gli stage gratuiti, ed è diventato per molti giovani l'unico modo per accedere al mondo del lavoro. Ma se entri precario, resti precario per molto tempo, rischi di non uscirne affatto. È per questo che un'altra grande priorità per noi è il lavoro, e non il lavoro sfruttato, quello povero, quello precario, ma il lavoro dignitoso, quello che ti emancipa, quello del primo articolo della nostra Costituzione, una repubblica fondata sul lavoro. E allora su questo fatemi dire una cosa: noi, nonostante Giorgia Meloni si sia voltata dall'altra parte con l'aiuto di Salvini e di Zaia, li vediamo quei 4 milioni di lavoratori italiani che sono poveri anche se lavorano, li vediamo. Ed è per loro che continueremo una battaglia per approvare in questo paese una legge sul salario minimo, perché sotto i 9 euro all'ora non è lavoro, è sfruttamento e non deve essere legale. Una legge che valorizza il ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva, una legge che cerca di spazzare via quei contratti pirata. Lo sanno bene anche i lavoratori in Veneto, ci sono contratti che sono fatti da organizzazioni che non rappresentano davvero le imprese e i lavoratori, sono contratti fatti per produrre precari. E guardate che se un giovane oggi in Veneto ha un contratto di 2 mesi e non sa se ce l'avrà il giorno dopo, come fa a costruire un futuro? Come fa a costruirsi una famiglia se lo vuole fare? Come fa a uscire di casa con i prezzi degli affitti che ci sono? Allora noi dobbiamo farci carico di quella preoccupazione, perché sta diventando paura del futuro. E invece il Veneto ha sempre avuto fame di futuro, fame di innovazione, fame di scrivere una pagina nuova, ma lo deve e lo può fare prendendo per mano tutti i suoi figli e tutte le sue figlie, non condannandole alla precarietà come sta facendo questa destra che aumenta i voucher e i contratti a termine. Lavoro dignitoso per noi vuol dire anche congedi paritari per entrambi i genitori, pagati al 100%, non trasferibili, perché è un modo per aiutare anche i padri a stare più tempo a vedere crescere i propri figli. Lavoro per noi vuol dire occuparsi di sicurezza sul lavoro in un paese dove purtroppo ancora si muore troppo ogni giorno di lavoro o di stage. Lavoro per noi vuol dire la proposta che abbiamo fatto, caro Giovanni, 2 giorni fa sul part-time forzato. Io l'ho imparato da alcune lavoratrici di un supermercato nella periferia romana che mi hanno raccontato cosa vuol dire avere un part-time che non hai scelto, per cui teoricamente dovresti lavorare 20 ore, in realtà ne lavori 40, ma non te lo riconoscono a contratto, perché non vogliono stabilizzare quelle ore, non vogliono consolidare quelle ore.
Guardate, quando hai quel livello di precarietà, il tuo datore di lavoro può decidere solo comunicandotelo che ti cambia l'orario di lavoro 2 giorni dopo. Pensate a una famiglia con dei figli. A me ha colpito una cosa che mi hanno detto quelle lavoratrici. Mi hanno detto: noi non stiamo vedendo crescere i nostri figli. Guardate, noi non ci possiamo dimenticare delle condizioni di chi fa più fatica. È inutile vantarsi, come fa la Presidente del Consiglio, dei dati dell'occupazione se non guardi dentro quei dati, negli occhi delle persone, e vedi che cosa vuol dire. Quella lavoratrice dell'autogrill, quando mi ha raccontato che con sacrificio lavora 62 ore alla settimana con 3 lavori part-time diversi ed è riuscita a far studiare suo figlio, era fiera di questo e mi ha detto: oggi mio figlio è in Germania, però mi vergogno un po' a dire che mio figlio con quel suo stage guadagna quanto guadagno io con 3 lavori e 62 ore alla settimana in Italia. Noi meritiamo un futuro diverso, il Veneto merita un futuro diverso, e per farlo teniamo insieme il lavoro con la politica industriale. Questa è l'altra grande priorità di cui avere cura in questa campagna regionale. Guardate, la prima questione che ci stanno affidando le imprese, che stiamo andando a trovare in tutto il paese con un percorso insieme a Andrea Orlando che ci ha portato a fare proposte concrete ascoltandole. La prima questione che ti dicono è una che conoscete bene anche voi, è il costo dell'energia. Noi in Italia abbiamo le bollette dell'energia più care di tutta Europa, non deve per forza essere così. Se è così, guardate, è perché questo governo che è lì da quasi 3 anni non ha avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto il Portogallo, la Spagna: separare il prezzo dell'energia dal prezzo del gas, perché il prezzo del gas è quello più caro ed è quello che fa il costo delle vostre bollette. Si può fare poco con tanto, però bisogna avere il coraggio, che oggi manca a Giorgia Meloni, ed è il coraggio di intaccare gli extra profitti che stanno facendo un pugno di società energetiche a scapito di tutte le altre industrie, tutte le altre imprese, tutti gli altri lavoratori autonomi, professionisti, artigiani e tutte le famiglie italiane. Così non reggiamo. Quindi noi abbiamo bisogno di una politica industriale che accompagni l'innovazione. E perché ci serve l'innovazione? Ma perché non possiamo ignorare neanche qui, lo sapete, l'impatto dell'emergenza climatica. Non è negandola che noi aiuteremo le imprese, specialmente le piccole e medie imprese che sono il cuore del tessuto economico di questo paese e di questa regione. Le aiutiamo se le prendiamo per mano e le aiutiamo a investire nella ricerca, nell'innovazione, nella qualità della produzione. È lì che noi facciamo la differenza, non continuando a schiacciare salari, potere d'acquisto delle famiglie e al contempo schiacciando i diritti di lavoratrici e lavoratori. L'abbiamo già persa quella partita. L'Italia e l'Europa possono ripartire con un grande piano industriale trascinato da investimenti comuni europei, come è stato il Next Generation EU, che guardate era il più grande piano di investimenti comuni della storia d'Europa e non è caduto dal cielo, è caduto dall'impegno della nostra famiglia socialista europea, dei nostri commissari e deputati europei e di un grande presidente del Parlamento europeo che ci manca tanto, David Sassoli. Dobbiamo proseguire, facciamolo capire a Giorgia Meloni e a questa destra. Le imprese venete lo sanno che noi abbiamo bisogno di investimenti comuni europei, abbiamo bisogno di più integrazione europea, altrimenti come facciamo? Restiamo schiacciati tra gli Stati Uniti così aggressivi e la politica cinese. Passiamo da una dipendenza strategica ad un'altra? No, abbiamo bisogno di trovare la nostra strada e in questo il Veneto può avere, come ha avuto storicamente, un ruolo di primo piano. E noi è a questo che puntiamo, guardate. Politica industriale, lavoro dignitoso, investimento nella ricerca, nell'innovazione, nelle competenze, la scuola, gli asili nido e poi, parlando di giovani, cose molto concrete che riguardano il diritto fondamentale alla casa. Guardate, ci sono studenti che non si riescono a pagare un affitto. Se tu intacchi il loro diritto alla casa, stai intaccando il loro diritto allo studio. Oggi sappiamo che i prezzi degli affitti nella città sono diventati molto poco accessibili. Bisogna lavorare. Il governo di destra ha cancellato il fondo per l'affitto di 330 milioni con cui noi, quando io ero ancora amministratrice regionale, avevamo dato una mano a quelle famiglie che improvvisamente si sono trovate in difficoltà e che rischiavano uno sfratto, rischiavano di rimanere senza casa. Così come mancano investimenti nelle case popolari, sì, perché anche lì le liste d'attesa sono troppo lunghe.
e abbiamo dimostrato nelle regioni dove governiamo che con pochi investimenti regionali si possono recuperare 731 alloggi in 7 mesi, dando una casa a chi aveva diritto ma ancora non aveva un tetto sulla propria testa per la propria famiglia. Queste sono cose concrete. Così come concreto è quello che stiamo facendo in Campania, in Emilia-Romagna, sul trasporto pubblico locale per renderlo gratuito per gli studenti, da casa a scuola. Facciamolo anche in Veneto, facciamolo con una legge nazionale che abbiamo presentato qualche giorno fa. E vi direte perché? Guardate, per 2 ragioni. C'è un ministro, forse capite di chi mi sto parlando, che non si è molto accorto di essere ministro, perché si occupa di tutto e interviene su tutto salvo che fare il suo mestiere, salvo che occuparsi dei treni che non ne arriva più nemmeno uno in orario, salvo che occuparsi del fatto che le agenzie del trasporto pubblico non riescono più a sostenere quello che hanno affrontato con l'inflazione in questi anni. Vi do solo un dato: legge di bilancio dell'anno scorso. Le agenzie del trasporto pubblico e i sindacati dicono qua c'è un fabbisogno per stare al passo con l'inflazione di 800 milioni di investimento. Salvini ne ha messi 120 e si è pure vantato. Quei 680 milioni in meno non è che spariscono, sono tagli che incidono sui nostri sindaci, perché il sindaco davanti a questo ha solo 2 possibilità: o taglia i servizi con un danno per i cittadini perché non riesce più a garantire lo stesso livello, oppure deve aumentare il biglietto e magari sentirsi dire che è colpa sua quando è il governo nazionale che ha un non ministro che non mette le risorse che servono. Facciamo attenzione, perché lì si può fare tanto per riuscire a aiutare le famiglie a risparmiare i soldi per l'abbonamento, e non cambia poco con questo caro vita, e dall'altra parte creare una cultura che sta molto a cuore a Giovanni Manildo per la sua storia amministrativa: la mobilità sostenibile. Lo sappiamo qual è la tua attenzione, cosa hai fatto a Treviso sulle piste ciclabili, sulla mobilità sostenibile, sul contrasto al consumo di suolo, su una città più attenta e inclusiva. Adesso ti chiediamo di portare questi stessi principi e valori in un nuovo Veneto che non è di uno, come tu dici, ma è per tutte e per tutti. E lo scriviamo insieme questo futuro, perché noi offriamo al Veneto di cambiare metodo. Un'amministrazione che è lì da 15 anni inevitabilmente si chiude in se stessa, pensa di fare già tutto bene e quindi si chiude anche all'ascolto delle categorie produttive, dei sindacati, del terzo settore che ha dei saperi fondamentali per scrivere politiche migliori. Questo noi dobbiamo fare, caro Giovanni: offrirci all'ascolto e usare quell'ascolto per scrivere concretamente delle politiche migliori, farlo con l'attenzione ai bisogni concreti delle persone, perché questa è una terra di gente concreta che ha bisogno di risposte concrete. Noi siamo qui per darle, siamo qui anche in anticipo per darle, visto che dall'altra parte stanno ancora litigando sul candidato, perché vuol dire che dopo 15 anni non si erano mai occupati di costruire il dopo. Pensate che cosa vuol dire: non si sono occupati di scegliere una nuova classe dirigente a cui affidare le nuove sfide. Intanto ci stiamo pensando noi, con una coalizione molto unita e affiatata, con un candidato capace, competente, appassionato, e io vi dico che noi in Veneto ce la possiamo fare. Mettiamocela tutta, avanti con Giovanni Manildo, con il Partito Democratico, con tutte le nostre forze alleate, con tutte le volontarie e volontari. Voglio ringraziare questa festa dell'unità e voglio dirvi: avanti, andiamo a vincere insieme, uniti, perché uniti si vince e perché il nostro avversario è la destra, non altri. Grazie a tutte, grazie a tutti, e viva il Partito Democratico e sempre viva l'Italia antifascista. Grazie. Questo applauso credo che sia il miglior ringraziamento per Elli e per Giovanni. Volevo dire alcune cose velocissime. Aggiungerei un ringraziamento, non l'abbiamo fatto prima, a Orietta, che è qua sul palco, che è una donna che è la vera forza e la vera anima di questa festa. Un applauso per favore, Orietta. Seconda cosa, la nostra festa sta decollando, questa sera è stata straordinaria, ma non è finita. Avremo le prossime serate, tutti i temi citati da Elli saranno in discussione nella nostra festa, che sono tutti i temi della campagna elettorale per poter vincere in Veneto.
Avremo dei nomi importanti a partire da lunedì, abbiamo il presidente del nostro partito Bonaccini, avremo l'incontro col sindaco che incontra i cittadini, fino al culmine finale del 4 di agosto ancora con Giovanni, evidentemente. Termino dicendo questo. Questa festa dell'unità, lo dico a Elli, aderisce alla rete delle pastasciutte antifasciste. Tanto è vero che questa sera abbiamo iniziato con la grande poesia civile del Novecento e con una serie di canzoni dell'antifascismo. Terminiamo la nostra serata questa sera, la dico con la cosa che il 25 luglio del 1943 papà Cervi disse: la pasta in bollore, i nostri volontari l'hanno preparata per tutti, potete accomodarvi. Ciao a tutti e grazie a Elli, grazie a Giovanni, grazie a tutti noi. Bellissima, ma era venuta in Piazza dei Signori, se vi ricordate, per le elezioni europee, ci ha portato molta fortuna e quindi credo che anche Elli sia un po' affezionata a Verona, vero Elli? Assolutamente, noi siamo felicissimi di averla qua e abbiamo con noi anche Giovanni Manildo. Giovanni Manildo è candidato presidente della regione, mentre gli altri, dopo aver fatto il tentativo del quarto mandato per Zaia, dopo aver cercato di spostare le elezioni del 2026, sono ancora lì che litigano. Noi abbiamo invece il candidato presidente con una coalizione molto ampia e quindi ci giochiamo la nostra partita fino in fondo, credeteci, fino in fondo. Un ringraziamento particolare a Andrea Martella, senatore Andrea Martella, per cui con noi, che è il segretario regionale del Partito Democratico, che ha condotto una difficile